Buongiorno, io sono Vez e bentornati in questo nuovo video di Economia Pop. È un'economia pop un po' particolare perché parleremo della storia del computer, quindi niente di prettamente economico, ma facente parte della storia economica. Se vi piace questo genere di contenuti, ditemelo che avvierò una serie a riguardo. Metto le mani avanti, questo sarà un video molto lungo e sarà pieno di nomi, quindi pronuncerò male qualsiasi cosa. Non mi scannate nei commenti, per favore. Il primo vero computer elettronico fu costruito da John Atanasoff, partiamo benissimo. Tra il 1937 e il 1942, insieme a un suo studente di nome Clifford Berry, costruì l'ABC Computer, dove ABC significa Atanasoff Berry Computer. Pessime pronunce. Questo fu il primo vero calcolatore dotato di circuiti elettronici. Poteva risolvere sistemi di 29 equazioni in 29 incognite, perché ci piace partire col botto. Se dagli Stati Uniti ci spostiamo in Inghilterra, vediamo però che furono lanciati diversi progetti per costruire nuovi computer con ingenti fondi. Atanasoff purtroppo non fu inizialmente finanziato con questi fondi e quindi lavorò parallelamente a questi grandi progetti. Uno di questi grossi progetti nel 1940 vide la luce, era coordinato dal famoso matematico Alan Turing e si chiamava Colossus. Era una macchina dotata di 1500 valvole, avete capito bene, ed era principalmente progettata a scopi militari, serviva per decifrare i messaggi in codice dei nazisti. Allo stesso tempo però, come abbiamo detto, anche gli Stati Uniti avevano lanciato una serie di progetti ben finanziati per costruire nuovi computer. Il loro progetto lanciato durante la Seconda Guerra Mondiale fu l'ENIAC. Tuttavia questo progetto vide la luce solo nel 1946, a guerra finita. Questa macchina era decisamente enorme, aveva 17.000 valvole e poteva risolvere 5.000 addizioni al secondo oppure 300 moltiplicazioni al secondo. Anche qui lo scopo era di carattere militare, doveva servire per calcolare le traiettorie balistiche dei proiettili della contraerea. Si vide però che questo progetto aveva alcuni gravi difetti. Innanzitutto aveva una memoria molto limitata, più o meno come me, poteva memorizzare circa 20 numeri alla volta. Il secondo problema è che aveva veramente tante valvole e alcune di queste sistematicamente si bruciavano, perciò ogni volta che andavano cambiate la macchina doveva restare spenta. Terzo punto, che è quello secondo me cruciale, è il fatto che ENIAC non aveva un software, non era programmabile. Non avendo un software, necessariamente ogni volta che dovevi cambiare calcoli, dovevi spegnere la macchina e resettarla. Questo problema era noto già prima della realizzazione dell'ENIAC. Il governo degli Stati Uniti decise di portare a termine questo progetto, ma ne lanciò un altro contemporaneamente, l'EDVAC. Quindi tra il 1944 e il 1945 il governo degli Stati Uniti voleva con l'EDVAC trovare una soluzione soprattutto al terzo problema. E fu così che venne effettivamente inventato il software. Per coordinare questo progetto fu chiamato il matematico Johnny von Neumann, speriamo. Il problema chiave era di poter inventare un programma che il computer riuscisse a ricordare o dimenticare in maniera molto veloce. Bisognava quindi inventare il modo di non far smontare e rimontare ogni volta il computer per fare queste operazioni. Perché il computer doveva fare questa azione da sé, senza dover riprogrammare ogni volta le istruzioni man mano che cambiavano le azioni che doveva fare. Doveva essere in grado di farlo tramite delle variabili, utilizzando o dei calcoli fatti precedentemente oppure delle istruzioni che dava in tempo reale un operatore. Nel 1945, ad un seminario al quale parteciparono le migliori menti che erano dietro il progetto EDVAC, Johnny presentò il suo rapporto. E prima di parlarvene, pausa biscotto. Spero di non avere briciole. Questo rapporto fu importantissimo per il semplice motivo che è alla base di tutta l'architettura dei computer moderni. Era la pietra fondante. Fu distribuito a tutte le persone che parteciparono a quella riunione sotto forma di testo scritto a macchina. Nel giro di pochissimi mesi questo rapporto fu diffuso veramente ovunque, chiunque avesse a che fare con un computer ne aveva una copia e questo rese impossibile brevettare questa architettura. Da qui in poi i computer saranno per sempre composti da 3 elementi separati. Il primo è la memoria elettronica, nella quale ci sono conservati le istruzioni e il programma. Il secondo è l'unità di controllo, che legge queste istruzioni e avvia l'unità di calcolo. Il terzo è proprio l'unità di calcolo, che prende i dati dalla memoria elettronica e li processa in base a quello che dice il programma. Il computer EDVAC, tuttavia, fu completato solo nel 1952. Prima che fosse ultimato, vennero costruiti molti altri computer sul modello di Neumann. In particolare, 2 videro la luce in Inghilterra nel 1949 e uno nel 1951 in America.
La ditta statunitense era la Remington Rand e il suo computer serviva per calcolare i dati del censimento di quell'anno. Fino circa al 1951-52, i pochi computer costruiti servivano per scopi militari e scientifici, non erano stati pensati per uno scopo commerciale. Non erano venduti sul mercato e non erano neanche stati progettati per un uso civile. Questi prodotti in genere nascono anche oggi nel campo militare e poi arrivano sul mercato. Questo perché il campo militare in genere ha fondi molto più ampi rispetto alle aziende private. Il 1952 in particolare è un anno molto importante perché questo settore si rivoluziona completamente. Fa il suo ingresso l'azienda IBM che ne cambierà le sorti per almeno 50 anni. Fondata nel 1925, fino ad allora aveva sempre prodotto calcolatrici elettriche e macchine da scrivere per ufficio. Nel 1952 la IBM ebbe la lungimirante idea di lanciare sul mercato un computer che potesse risolvere i problemi di gestione amministrativa delle aziende. Visto che non ci piace partire dal numero 1, il primo modello di computer IBM fu il 701, costava $800.000 e fu un completo fallimento dal punto di vista commerciale. Visto che la IBM era tosta, nel 1953, cioè l'anno dopo, lanciò sul mercato il modello 650, molto più piccolo e meno costoso. Pensate che costavano $200.000 l'uno e ne hanno venduti 2.000, significa $40.000 di guadagno se non contiamo i costi di produzione. A questo punto però ci domandiamo come mai il modello 650, che costava comunque parecchio, ha avuto questo successo? Come sempre la risposta su questo canale è il marketing. Questa azienda ha venduto i computer con grossi sconti a quelle università che organizzavano corsi per programmare quel genere di computer. E sono stati veramente geniali a mio parere, perché nel momento in cui sai utilizzare il modello 650 e arrivi sul mondo del lavoro dopo esserti laureato, a quel punto consiglierai al tuo datore di lavoro di comprare quel modello perché già lo sai utilizzare. Questo pensate che consentì a IBM di diventare leader del settore e scalzare altre aziende che avevano iniziato a produrre computer ancora prima che questa azienda entrasse in questo settore. Nel 1961 avvenne un'altra piccola rivoluzione. L'IBM lancia sul mercato il modello 7090-94. Il nuovo modello introdusse il cosiddetto Compatible Time Sharing System, cioè la vista a terminale di ciò che stai facendo. Da questo punto in poi ogni impiegato d'azienda o della pubblica amministrazione aveva sulla sua scrivania un videoterminale, quindi uno schermo, e una tastiera. A differenza di oggi non c'erano un computer per ogni postazione aveva schermo e tastiera e basta, il computer era uno principale al centro. Questo unico calcolatore centrale si chiamava mainframe, era molto costoso e quindi veniva custodito in una stanza apposta sorvegliato da dei tecnici. Da questo punto in poi, a differenza del passato, non erano solo specialisti del computer che potevano maneggiarlo, potevano farlo anche addetti poco qualificati, questo accedendo tramite i loro terminali, non andando a toccare il computer in sé. Questa serie di utenti non specializzati potevano accedere alla potenza di calcolo del computer senza di fatto saper programmare. A questo punto della storia abbiamo computer ancora molto grandi che possono essere maneggiati solo dagli specialisti. Da qui in poi la miniaturizzazione sarà fondamentale. Tramite una serie di progressi molto rapidi si passa infatti da un computer grande quanto una stanza degli anni 40 a computer molto più veloci, con più memoria, con prestazioni migliori e a costi più contenuti. E tenete a mente che è esattamente questo tipo di miniaturizzazione che ha consentito ai computer di entrare nelle case di tutti. Siamo rimasti però ai vecchi computer che erano costruiti con le valvole. Cosa succede dopo? Nel 1947 William Shockley, spero di averlo pronunciato bene, costruisce il transistor. William lavorava nei laboratori della AT&T, una delle maggiori aziende di telecomunicazione americane di quell'epoca, e inventa il transistor. Che cos'è il transistor? È una versione molto più piccola, economica e veloce di una valvola. Nel 1956 la Univac lancia sul mercato il primo calcolatore dotato di circuiti a transistor. Tra il 1958 e il 1959, due team di ricercatori indipendenti tra di loro inventarono il chip. Infatti, grazie ai fondi stanziati dagli Stati Uniti, riuscirono a inventare il circuito integrato, cioè il chip, che risolve un sacco di problemi su come vengono collegati i transistor. Ora, grazie al circuito integrato, è possibile incidere su delle piastrine di silicio, che è un semiconduttore, tantissime migliaia di piccoli componenti, circuiti miniaturizzati. Gli inventori del chip furono due, per il semplice motivo che
Entrambi i team stavano lavorando in modo indipendente alla stessa cosa. Si tratta di Jack Kilby e Robert Noyce, spero di averli pronunciati bene. Il primo lavorava per la Texas Instruments, il secondo per la Fairchild Semiconductors. Pensate che i primi chip contenevano già 1000 componenti ogni centimetro quadro. Nel 1973 questi stessi chip potevano ospitare fino a 10.000 componenti ogni centimetro quadro. È sorprendente, ma i computer di oggi riescono a ospitare anche milioni di componenti per ogni centimetro quadro. L'invenzione del chip di silicio ha consentito di abbassare i costi in modo eccezionale in pochissimo tempo. Pensate che tra il 1959 e il 1962, in soli 3 anni, il prezzo dei semiconduttori scese dell'85% e la loro produzione aumentò del 2000%, 20 volte tanto. Per farvi un paragone, per far scendere il prezzo del cotone dell'85% durante la prima rivoluzione industriale, ci vollero 70 anni, non 3. Stiamo giungendo al termine di questo video. Il prossimo salto fondamentale fu nel 1971, quando Ted Hoff, dell'azienda Intel, che esiste anche oggi ed è molto famosa, inventa il microprocessore. Il microprocessore non è nient'altro che un piccolo chip di silicio nel quale ci sono tutte le funzioni di un mini computer. È un minuscolo computer contenuto in un solo chip. Fu un'invenzione di importanza straordinaria perché così si passò dalla elettronica alla microelettronica. Questi microprocessori hanno veramente un'infinità di funzioni diverse. Possono essere dentro i vostri elettrodomestici, dentro l'auto, dentro una calcolatrice, dentro il telefono, dentro qualsiasi cosa c'è un microprocessore. Ed è proprio in questo momento che l'elettronica esce dai laboratori ed entra nelle vostre case, negli oggetti di uso comune. In conclusione, l'evoluzione dei microprocessori va ad una velocità assurda, segue la legge di Moore. Questa legge afferma che ogni anno e mezzo i microprocessori raddoppiano la loro potenza e dimezzano il loro costo. Bene, per questo lunghissimo video di storia economica è tutto. Io spero che vi sia piaciuto, vi invito a mettere like, commentare, condividere, iscrivervi e attivare la campanellina, ma soprattutto, come sempre, ci sono dei riquadri a fine video con altri miei video bellissimi, quindi andate a guardarli.